Passa il giro, ma in pochi lo sanno, specie negli istituti dei comuni interessati al passaggio. La comunicazione agli studenti delle superiori soltanto all'ora di pranzo di oggi, a 2 giorni dall'arrivo del giro, dice furibondo il portavoce dei genitori che in provincia rappresenta oltre 10.000 famiglie. E ormai siamo nel primo pomeriggio, quindi è impensabile che una disorganizzazione del genere possa influire sull'incolumità dei ragazzi che magari si trovano alle 10:45, soprattutto se minorenni, fuori di scuola e le famiglie non lo sanno. Nel capoluogo possibile dunque il blackout totale del traffico con ingorghi e possibili imbuti dovuti sia alle previste deviazioni e chiusure di certe strade, sia per la tardiva ordinanza con cui il sindaco di Treviso ha deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalle 11:30 per permettere il deflusso degli studenti, si legge. Il Giro d'Italia è stato organizzato un anno fa, le date comunque si sapevano già da tempo e quindi ci si poteva organizzare sicuramente molto meglio. E mentre Silea ha ordinato la chiusura di tutti i plessi scolastici per l'intera giornata per evitare disagi con macchine in sosta fuori dalle scuole mentre passa il giro, a Casale il sindaco ha previsto invece la chiusura anticipata delle lezioni del mattino nei plessi del centro, di Lughignano e Concio. Giovedì, a detta della stessa portavoce della Polizia Municipale del capoluogo, regnerà il caos dove il transito della carovana è atteso dopo le 12:30. Treviso appunto sarà difficilmente percorribile. Via Postumia, Viale 4 Novembre, una buona parte del PUT, Viale Vittorio Veneto e Viale Felicent in direzione Villorba, le strade interessate dal percorso. Ricordiamo una cosa importante di preferire la percorrenza della tangenziale per gli spostamenti da nord a sud.